Buongiorno a tutti e grazie per essere arrivati e essere venuti a questa riunione che abbiamo dedicato al tema del paesaggio. Ringrazio l'amministrazione comunale di Castelfranco Veneto che ci ha concesso l'uso di questa splendida sala e presento molto brevemente il tema che noi vogliamo trattare. Partendo dal ricordare l'articolo 9 della Costituzione, della nostra Costituzione, che afferma che la Repubblica tutela il paesaggio. La Costituzione italiana è stata approvata nel 1948 e l'Italia è stata il primo Stato al mondo che ha inserito nella sua Carta fondamentale la tutela del paesaggio. Ricordo brevemente alcune altre date che sono di una certa importanza. Il Consiglio d'Europa ha dedicato il 1999 ad essere l'anno del paesaggio europeo. E nel 1999 sono capitate alcune cose anche molto simpatiche, perché nel maggio abbiamo fatto, posso dire abbiamo perché c'eravamo, abbiamo fatto un forum organizzato da Touring Club Italia Nostra e Fondazione Benetton Studi e Ricerche, che è cominciato, che ha avuto la giornata iniziale proprio in questa sala, in cui sono ritornato molto volentieri dopo questi 13 anni addirittura, ma proprio in questa sala c'è stata un'iniziativa che ritengo molto importante, dedicata alla gestione del paesaggio italiano. Nel 99 c'è stata pure una riunione, più che una riunione, una conferenza nazionale sul paesaggio, organizzata dal Ministero dei Beni Architettonici e Culturali e Architettonici. BAC, architettonici e culturali, che ha portato l'anno dopo, ha contribuito l'anno dopo allo studio e all'adozione da parte del Consiglio d'Europa di un documento fondamentale, la Convenzione europea sul paesaggio. Cioè tutti i paesi facenti parte del Consiglio d'Europa, che non è l'Unione Europea, è un'altra cosa, a livello superiore con maggior numero di partecipanti, hanno adottato un testo comune sul paesaggio, sulla tutela del paesaggio, dando definizioni, dicendo il paesaggio questo, vogliamo fare questo, i problemi sono questi, vogliamo risolvere in questo modo. Qui c'è una definizione tradotta malamente nel testo italiano, dei due testi fondamentali che sono in inglese e in francese. Il testo italiano ha inserito un termine determinato su cui c'è molto da discutere, non esiste nei testi ufficiali. Comunque siamo partiti da questo. E lentamente i paesi europei hanno adottato, approvato nei loro parlamenti questa Convenzione europea. Lentamente siamo arrivati finalmente a inserire le indicazioni provenienti dalla Convenzione europea sul paesaggio anche nella legislazione italiana. Abbiamo impiegato qualche anno, ma nel 2006 finalmente nel testo fondamentale che riguarda il funzionamento e l'atteggiamento da disposizione per quanto riguarda il patrimonio storico, artistico e il paesaggio, siamo riusciti a dare delle definizioni. In tutti questi anni il paesaggio è stato maltrattato nel nostro paese e non è che dare una definizione precisa risolve i problemi. Perché i problemi di come ci comportiamo nei confronti del nostro paesaggio non è un caso che l'Italia abbia avuto l'inserimento della tutela del paesaggio nella Costituzione. C'è una lunga tradizione
anche importata dall'estero, perché gli stranieri sono venuti in Italia per 2 secoli innamorati del nostro ambiente e del nostro paesaggio. Quindi era logico che noi per primi affermassimo queste cose. Ma un'affermazione anche data sulla legge, sulla carta, deve essere portata sul territorio, portata nella cultura dei cittadini e sviluppata. E questo è il tema che abbiamo di fronte. Accanto a noi abbiamo 3 persone di indubbio valore che ci parleranno di questi problemi e della soluzione di questi problemi. Il professor Francesco Valerani dell'Università di Venezia. Non ho modo di dire quanto abbia contribuito all'analisi del paesaggio veneto, perché bisognerebbe continuare almeno per 10 minuti e non voglio annoiarvi. Il sindaco di Cassinetta, ho fatto baruffa col suo nome nelle mail, si chiama Finiguerra e io lo chiamavo Vinci in guerra perché la guerra sua è stata iniziata ma l'ha anche vinta e ci parlerà di un'esperienza molto interessante fatta nel suo comune. È la professoressa Viviana Ferrario che ha contribuito, ha lavorato per analizzare il territorio della nostra regione durante l'elaborazione del piano territoriale regionale di coordinamento e che tratterà inoltre i problemi del paesaggio agricolo. Ecco, la parola a Francesco Valerani. Grazie. Vabbè, si può forse, si può oscurare? Vabbè. Sì, intanto un buongiorno a tutti, di sabato non è facile muoversi. Beh, non per gli studenti, intanto un caro saluto agli studenti, ai ragazzi, che credo che sia molto utile per loro, soprattutto in un momento come questo di consumo del suolo, perché è per voi che ci stiamo dando da fare, per voi che avete ancora la vita davanti, per cui trovarvi o meno in un bel paesaggio, un brutto paesaggio può essere importante, interessante. Ecco, la mia relazione è un po', come dire, racconta la questione del paesaggio veneto partendo da alcuni concetti non complessi, però è importante averli chiari. E quindi cos'è la geografia? La moral geography? La geografia è un termine che usano gli anglosassoni perché sono stati loro i primi a occuparsi di questo consumo di suolo. Vuol dire negli anni, all'inizio del Novecento in sostanza, anzi addirittura potremmo dire con Ruskin, quindi alla seconda metà dell'Ottocento, per cui una tradizione forte che si pone di fronte ai luoghi in evoluzione, cioè i luoghi non stanno fermi. Allora vi do alcune brevi informazioni di tipo così psicologico. È importante capire cos'è l'attaccamento ai luoghi. L'attaccamento che vuol dire l'affetto, l'affezione, la passione che ci lega al luogo natio, al luogo che andiamo in vacanza, alla casa dei nonni, qualunque elemento che fa parte della nostra biografia. Ci sono quindi dei processi affettivi che si legano al nostro spazio vissuto, che è un'altra nozione che si usa in geografia. Vuol dire che è uno spazio che noi lo viviamo perché la casa, la strada,
poi la parrocchia, la scuola, sono dei tragitti che definiscono una nostra geografia personale a cui ci attacchiamo. Perché? Perché carichiamo di emozioni, quindi i luoghi delle emozioni, la memoria dei luoghi ci identificano. Quindi anche, mi rivolgo ai ragazzi più giovani, agli studenti, ci sono dei luoghi in cui possiamo aver avuto delle prime emozioni esistenziali significative, che ci ricordano delle esperienze, delle persone. E sono importanti perché noi ci identifichiamo, quindi noi li carichiamo di significato. Teniamo conto questo fatto. E può essere un legame molto intenso, cioè un legame veramente quasi vitale, quasi come fosse una persona vivente. Come ci si affeziona a un cane, ci si può affezionare anche a un bel paesaggio, a uno scenario, a un punto, lo scoglio da cui ci tuffavamo, oppure dove abbiamo imparato a nuotare, il luogo del primo bacio potrebbe essere, anche questo, quindi tanti motivi. Quindi abbiamo sia un attaccamento sul piano fisico, quindi ecologico ed estetico, ma anche sul piano socio-culturale. Questo è un po' più complesso perché deriva da tanti condizionamenti che noi riceviamo dall'ambiente in cui si vive. Quindi pensate solo al successo che possono avere dei luoghi in base a delle pellicole che hanno avuto grande diffusione. Per esempio in Nuova Zelanda, per i ragazzi che vivono in Nuova Zelanda, dopo Il Signore degli Anelli, che hanno fatto le scenografie esterne lì, è cambiato completamente il loro modo di vedere la Nuova Zelanda, perché una volta era All Blacks e pecore, adesso ci sono soprattutto i luoghi del film del Signore degli Anelli. Questo è solo un banalissimo esempio. Ma veniamo a un'altra condizione, ed è quella che l'attaccamento, ahimè, può avere anche un altro contraltare, cioè la sofferenza ambientale. Quindi il luogo può diventare motivo di dolore proprio psicologico, fisico, molto codificato addirittura, nel senso che lavorando con psicologi ambientali è proprio una patologia da curare con i psicofarmaci, perché può scendere in depressione, oppure anche con la psicoterapia. Sofferenza per allontanamento, è la prima sofferenza che provano le persone quando si va via. Per esempio la mamma e il papà deve trasferirsi per lavoro, magari voi avete 14 anni, 12 anni, se ne avete fino a 10-12 anni, è indolore. Può essere doloroso dopo, perché non è solo l'attaccamento al luogo fisico, ma anche a tutto ciò che il luogo rappresenta. Pensate agli emigranti, quindi il dolore di allontanarsi dai luoghi amati, costretti, si chiama nostalgia. Questa malattia che ti porta a desiderare. Ecco allora che gli italiani all'estero fanno le piccole Italie, Little Italies, dappertutto, per cercare di rievocare i luoghi amati. Quindi una nostalgia e una ricerca di ristoro psichico. Ma veniamo al tema nostro. Il malessere più grave però, quello che crea più dolori e più disagio, anche perché è molto più diffuso, è il malessere da deterioramento dei luoghi. Cioè i luoghi si sciupano. Non si sciupano da soli. Oddio, sì, certo, potrebbe essere l'erosione normale, le montagne che si sfaldano, ma qui si parla di ben altro. Cioè i luoghi rimangono nella stessa posizione, ma cambiano. In pratica, in genere, perdono qualità ecologica. Questo è l'elemento che più forte subito colpisce. Pensate solo a una spiaggia sottomarina, mi viene in mente, che non è più balneabile dal 1988, anche prima, perché c'è la mucillagine, perché il Brenta scarica, il Brenta prende l'acqua del Gorzone, quindi c'è una perdita di qualità ecologica, o i nostri fossi, che noi ci ricordiamo. C'è un declino di funzionalità, cioè i luoghi non sono più funzionali. Perché io devo alzarmi un'ora prima per fare 20 km al mattino? Vuol dire che il luogo non funziona, perché c'è il traffico, perché c'è qualcosa che non è stato ben organizzato. Oppure perché gli anziani non possono stare d'estate perché c'è il pericolo ozono, o anche i bambini, perché l'aria è contaminata, perché il PM10 e le nanopolveri, di cui nessuno parla, sono molto più pericolose. Quindi c'è anche poi un degrado di relazioni sociali di bellezza. Ecco, il termine bellezza è un termine che non viene quasi mai utilizzato nella pianificazione urbanistica. Viviana probabilmente potrebbe raccontarci di cosa ha visto e sentito ieri a proposito del termine bellezza, cioè non rientra, pur essendo estremamente significativo.
Allora, qual è una breve citazione letteraria? Arundhati Roy, forse la conoscete, qualcuno di voi ha letto Il Dio delle piccole cose, lei è diventata famosa per questa fiction, questo romanzo. Lei da quando è una signora indiana che vive in una valle, la Narmada, è un fiume, che da quando hanno cominciato a costruire dighe e spostare milioni di persone, ha detto basta, io non scrivo più fiction, scrivo solo saggi. Mi impegno nel raccontare il disagio. Uno di questi è La fine delle illusioni, dove racconta la storia dell'impegno civile di molte persone per il bene comune, che si sono dati da fare per organizzare questo loro paesaggio, anche favorire coesione sociale, perché talvolta si soffre da soli, non è bello, è bene unirsi, fare fronte, cioè aggregarsi, come un po' l'iniziativa di oggi, questa iniziativa di salvare il paesaggio, questo forum. Ecco, spendo 2 parole, magari Domenico puoi spenderle anche tu, perché tutto ciò è nato nel tuo comune nel 2009, se ricordi, 3 anni fa, ti ricordi? Era il 24 dicembre del 2009, ci siamo trovati in più di 200 persone di tutte le associazioni che erano in giro per il nord Italia. Ecco, un uso equo del territorio vuol dire che il vantaggio di pochi non deve tramutarsi nello svantaggio di molti. Intendo vantaggio cospicuo, ingiusto talvolta, perché questi pochi che hanno vantaggio non è che siano dei poveri grami che devono aumentare il loro reddito, hanno già redditi stratosferici. Come li spenderanno i denari fino al giorno della loro dipartita? Se li porteranno appresso? Non lo so, può darsi, sono misteri psicologici. Quindi tutto ciò è nato è negato dai paesaggi della speculazione edilizia. Allora, una frase di Arundhati Roy che mi ha molto colpito, lei dice, a proposito del potere politico, del potere economico, una delle sue armi più efficaci è la capacità di aspettare, di incassare i colpi, di fiaccare l'opposizione. Lo Stato non si stanca mai, non invecchia mai, non ha mai bisogno di riposo, dispone di riserve inesauribili. La gente che combatte, invece, si stanca, si ammala, diventa vecchia, anche i giovani invecchiano precocemente. Ora più che mai l'esercito dei derelitti ha bisogno di rinforzi. Questo è un appello a voi giovani no, non voglio rovinarvi la giovinezza, però quantomeno se vedrete una ruspa che vi sta sbancando lo scenario vicino a casa vostra, non lamentatevi. Un po' colpa è anche vostra, anche nostra, di tutti noi, insomma. Allora, un'altra parola inglese, mi scuso, ma l'inglese ormai è, come dire, di casa, i paesaggi della paura. Cioè noi abbiamo un discorso molto importante, talvolta il paesaggio spaventa e genera conflitti ambientali. Conflitto ambientale vuol dire che talvolta il comitato può costituirsi parte civile, alcune questioni che vanno poi a finire nei tribunali. Sarebbe meglio non andare a finire nei tribunali, perché sapete come funziona la giustizia in Italia, è molto, come dire lenta e dire è un complimento, cioè qualcosa che non stenta a proseguire nelle sue procedure. Per cui sarebbe l'ideale, non dovrebbero esistere i conflitti ambientali se ci fosse una buona politica, tutto qua, è molto semplice, insomma. Ecco, infatti, poco governati gli impatti territoriali della crescita, quindi c'è un declino, il declino delle società opulente come la nostra. Ecco, non è che ci voglia la crisi del 2008 o la crisi del 2011 per dire, lo si diceva già. Non è che dobbiamo dire basta le grandi navi a Venezia perché c'è stato il Giglio, lo dicevamo già. Oppure basta dire basta nucleare perché c'è stato Fukushima. Quanti anni l'abbiamo detto? Mi pare che ci voglia la disgrazia per prendere una posizione. Ecco, nella mia approccio è importante un'analisi impressionistica, cioè non è rigorosamente scientifica, quantitativa, anche quella è utile ovviamente, però capire cosa bolle in pentola, capire gli umori delle persone. In genere io ho capito che nella città diffusa si vive male, abbastanza male. C'è una sorta di difficoltà, perché vedi questo, perché vedi incoraggiati i vantaggi di pochi a danno della qualità della vita di molti, e questa è una profonda ingiustizia che non va bene, perché economicamente non paga, perché la crisi è anche questa, è dovuta a questo fatto. Allora, alcuni focus su alcuni temi. La campagna cosiddetta, perché
Uno dice sto a Treville, sto in campagna, bah, Treville, forse Sant'Andrea al Tromuson, ma nemmeno, Salvarosa, che ne so, San Floriano, sì, tecnicamente potrebbe essere vista come campagna. C'è una vistosa modifica del rapporto città-campagna, che è la città diffusa, abbiamo detto, quindi la città che entra in campagna o il contrario, la campagna che entra in città, talvolta. Io ho visto nelle periferie di Padova o a Milano Sud chi alleva le galline, i conigli, il gallo no perché disturbo il vicino, però insomma, qualcosa del genere. In genere si tratta di campagne a rischio, anche qua urban sprawl è una parola inglese che vuol dire to sprawl, vuol dire stravaccarsi, buttarsi là alla rinfusa, quindi è un paesaggio stravaccato, potremmo dire, disordinato, ecco. Il dramma è un dramma, il consumo di suolo, decisamente, qua corro un po' via, nel senso, questo schema spiega che il tutto si deve alla crescita del traffico, cioè le relazioni, ai flussi. Quindi la strada genera grandi infrastrutture, quindi accelerazione dello sprawl, marginalizzazione del trasporto, quindi il trasporto pubblico perde. Vedo qua ogni tanto i bus della Marca con l'autista, da solo, cioè una cosa inaudita. È chiaro che dopo tagli, eviti, uno scandalo. Ecco, vediamo un po', decostruiamo la retorica del fare. Il fare, sapete, no, è stata la parola chiave di precedente governo, il fare, bisogna fare. Pensare, insomma, no, quello no. Quindi ecco il problema dell'alta voracità, che sarebbe l'alta velocità. Questi sono 2 libri che raccontano cos'è accaduto tra Bologna e Firenze per risparmiare 27 minuti di tempo, per andare da Bologna a Firenze, o da Firenze a Bologna. 27 minuti e credo 88 milioni di euro al chilometro per fare il tutto. Quindi una cosa allucinante, col preventivo molto più basso, molto più basso. Ecco, questi sono temi importanti, cioè le grandi opere vanno decostruite, la retorica della grande opera. Decostruire vuol dire irridere un po', una bella risata di fronte a chi vi parla di questo. Sto semplificando, però è utile non credere che sia tutto necessario. Il ponte sullo stretto è necessario o è più necessaria da Battipaglia a Reggio Calabria l'autostrada? Piccola domanda, insomma. Ecco, sono delle scelte che si devono fare, assolutamente. Perché mi vengono i nervi? Perché penso a quanto patrimonio di ferrovie dismesse noi avevamo, ferrovie dismesse abbandonate. Questo è le nuove autostrade, basta una nevicata, questa è una delle tante scene che abbiamo in Italia, questa è dell'anno scorso, sull'Appennino Bologna-Firenze, una nevicata normale. Pochi decine di centimetri. Allora, cosa dovrebbero fare in Germania, in Svezia, in Danimarca o in Austria? Solo qui succede, i treni lo stesso. Ma il dramma ancora di più è questo. E cioè, questa era una ferrovia che collegava Abbiategrasso a Porta Genova, a Milano, quindi era tutta la rete di ferrovie minori che esisteva, che abbiamo dismesso dagli anni 50 in poi. Pensate avere adesso la Calalzo-Dobbiaco, quel trenino a scartamento ridotto, che gli svizzeri, che sono più cretini, il trenino del Bernina l'hanno tenuto perché sono arcaici, perché sono con le mucche, con Milka. In realtà questo sarebbe un patrimonio enorme di efficienza territoriale, oltre che di ecologia. Italia, paese del cemento, non occorre che voi guardiate le statistiche, andate per strada, camminate, andate in giro. Abbiamo il record europeo. È una cosa incredibile. Che poi il cemento, da dove viene il cemento? La materia prima? Dalle cave. Abbiamo il primato delle cave. Guardate, è tutta una cava il nostro territorio, dalle Alpi a Pantelleria, perché anche lì scavano la pietra lavica. Quindi è questo il grande problema. È un gatto che si morde la coda in un modo, è un circolo viziosissimo. Cava poi vuoto, discariche, e lì vai alla grande provincia di Caserta, Docet. La cosa che mi sconvolge è questa. La Hobby and Work ha messo in vendita, sapete, i collezionismi. Ci sono collezionisti di ruspe. Questo è ruspette, intendo. Non perdere la terza uscita, fascicolo più modellino. Ecco, questo è un elemento impressionistico, antropologico, non rigoroso, potrebbe essere scientifico. Potrebbe essere scientifico anche andare a Toy Center.
Se avete un nipotino, un bambinetto, un fratellino, andate a vedere la sezione dei giochi ruspe, betoniere, gru, oppure i giochi per bambini. Il Lego, che è il costruttore, il piccolo chimico, la chimica, il meccanica, no il piccolo poeta, il piccolo, non so, il piccolo naturalista. Quindi già da bambini ci hanno insegnato, ma questo in tutto il mondo occidentale, a avere un certo rapporto con la natura. È sconvolgente, perché l'idea di natura intanto è cambiata. Se avete il libretto La fattoria, che il bambino schiaccia, vede il disegno della mucca e sente mu, ma è già qualcosa, piuttosto di niente. Però dopo sì, qualche giornale, qualcuno, questo è Carlo Petrini, che si oppone, basta ruspe, salviamo l'Italia, quindi tutta la battaglia di Petrini è ben nota, ma quello che colpisce è che chi decide tutto ciò sono gli amministratori, lo dico soprattutto per i ragazzi. Gli amministratori hanno come si chiama in termine tecnico, schizofrenia. Allora, oppure predichi bene, razzoli male. Loro dicono, già nel 2004 con la famosa legge regionale, la carta di Asiago, che hanno chiamato anche Rigoni Stern, gli esiti di tale densificazione sono già oggi fonte di crescente disagio per i cittadini e le imprese, quindi anche l'economia, ma la loro rilevanza riguarda in particolar modo il futuro in relazione al rischio di un abbassamento rilevante della qualità della vita. L'hanno detto, caspita, quando ho letto questo, evviva, è fatta. Infatti alla fine del mio libro, del Grigio oltre le siepi, avevo scritto la postilla We have a dream, invece no, sto facendo un nuovo libro, I have no dreams, come diceva un famoso comico. Ma guardate, 5 anni dopo, la stessa, il PTRC addirittura, dice che il consumo di suolo assume connotazioni di tipo patologico, non è una parola dolce, è gravissima, e diviene un vero e proprio spreco di risorse. Pesiamo le parole. È necessario contenere drasticamente. Quando uno legge questo, infatti quando ho letto questo ho dormito bene per una settimana, a meno che dopo sono andato in giro e ho visto cosa stava accadendo. E crea criticità molto elevate. Deriva semantica. Spiegatemi voi ragazzi anche cosa vuol dire festa di primavera e questa potatura. Non è una deriva semantica? Cioè vuol dire, dici una cosa e ne fai un'altra, no? Ecco qua, i miei amici che hanno paura perché l'albero copa. In linguaggio veneto copa vuol dire opprime, impedisce la crescita di qualcosa, che sarebbe l'agricoltura foraggiata dall'Europa. Rendita parassitaria. Cos'è rendita parassitaria? Che Tony, nome ipotetico, ha 10 campi, una firma, che vuol dire, quanto dura una firma? 2 secondi in consiglio comunale, passa cambio destinazione d'uso. Tony diventa, o Beppi, miliardario. Questa è rendita parassitaria, cioè non c'è nessun rischio di impresa, nulla. È facile così. Ecco allora la campagna che diventa luogo di tragedia, tombini, adesso vi spiego meglio, questi sono fossi che vengono interrati per fare strade più larghe, ecco, oppure ben che vada un marciapiede per la nuova zona residenziale che è invenduta a tutt'oggi, buona parte è invenduta, e questo è il dramma, anche di chi investe in questo modo. Dopo vi spiego, a parte se avete visto domenica sera su Rai 3 come investono, chi investe. Ecco qua, questi mostri che restano lì, poi si coprono, ed è questo l'effetto finale. Cosa determina questo effetto? Problemi idraulici. Caso delle alluvioni, qua corre un po', capacità di invaso è la capacità di un sistema idraulico di trattenere l'acqua, fenomeni di propagazione vuol dire la velocità come l'acqua scorre durante la pioggia, quindi prima va al mare meglio è. Scabrezza dell'alveo vuol dire un alveo cementificato non è scabro, ma corre via come un fulmine e potrebbe andare anche a intasare altri canali, quindi scabrezza vuol dire l'alveo lasciato naturale. Dinamica dei fluidi che vediamo rapidamente senza annoiarvi. Cos'è un coefficiente di deflusso? Lo dico perché molti in comune, nel mio comune, non sanno neanche cos'è il coefficiente di deflusso. Quindi il rapporto tra volume e defluito,
quello che va giù per i condotti, i fiumi, i canali, i fossi, e il volume meteorico, cioè la pioggia, quanta pioggia cade. Il valore va da 0 a 1, mi spiego meglio. Allora, abbiamo di diverse tipologie. Il territorio molto cementificato ha un elevato coefficiente di deflusso, cioè quello defluito è 10, quello meteorico è 10. Cioè tanto piove, tanto va via. Quindi va tutto raccolto nella rete di contenimento. Territorio con elevatissimo assorbimento è quello, per esempio, il deserto. Il deserto, tutto quello che piove non c'è, non defluisce, è solo meteorico. Quindi abbiamo un valore minimo. Noi qua nel Veneto siamo attorno a 0,5-0,6, dipende dalle zone. Ecco, questo è importante per capire che effetto c'è. Diminuisce il tempo di corrivazione, mi scuso per queste nozioni. Tempo di corrivazione è il tempo che serve una quantità d'acqua per defluire da un punto a monte a un punto a valle. Quindi sono importanti i tempi di corrivazione in una gestione idraulica. E quindi la raccolta e la propagazione. Noi abbiamo visto che c'è insufficienza della capacità della rete idraulica. Non è capace di trattenere tutto. Ecco allora tipologie alterate, Vicenza 2010 per esempio. Questo è un caso molto significativo. Eugenio Turri invece parla di alluvione cementizia, quindi usa la parola alluvione, quindi ecco, come abbiamo visto prima, immagini più o meno, ahimè, dall'alto si vedono meglio. Ecco, quello che sta accadendo però, attenzione, cosa si fa in questo caso? Bisogna adeguare la rete idrica, benissimo, però la rete idrica, ahimè, sapete dove la vogliono adeguare? Sui santuari naturali, è una cosa assurda. Io qua voglio veramente raccontarvi di un dramma che sta accadendo alle Fontane Bianche del quartiere del Piave, che pochi conoscono. Una cosa che mi pesa, perché è un mio luogo del cuore. Le Fontane Bianche, io ho fatto imparare a nuotare mia figlia, è uno dei miei luoghi del cuore, per cui lo vivo particolarmente. Qui sorgerà la diga, è uno dei pochi contesti fluviali dichiarati tra i più bei fiumi del mondo, non d'Europa, del mondo. Abbiamo delle trasparenze invidiabili. Qui, questo è il Montello che vedete, spalle chi ha fatto la foto è la fornace di Falzè di Piave, è il punto più stretto. Lì faranno una diga? Forse no, forse sì. Tutto questo paesaggio di conglomerati sparirà. Uno dei paesaggi è un geosito, cioè un sito SIC, sito di importanza comunitaria, di importanza straordinaria. Ma soprattutto scompariranno queste morfologie qua, le Fontane Bianche. È un paradiso, è uno dei paesaggi più belli del pianeta, guardate che ce n'è pochi, ne abbiamo. Quindi per salvare i capannoni di San Donà di Piave, pensate il circolo vizioso, che mi viene da piangere a parlarne quasi. Ecco qua, acqua meravigliosa, sorgiva, trote autoctone, flora, c'è Michele Zanetti che ha trovato delle orchidee, c'è c'è un'iris siberiana, che una strana endemismo che è rimasto. Vabbè, mi chiudo perché ho quanto ho? Perché... Vabbè, nuova vocazione immobiliare, questi sono gli esiti di tutto il processo. Il problema è che c'è domanda di edilizia fuori, nel senso che l'edilizia urbana non è proprio la più attraente, per cui c'è una domanda. La domanda però il mercato si è acchetato, per fortuna. Qua io ve la volevo risparmiare, però vi faccio vedere alcuni punti delle caratteristiche antropologiche. Autosfruttamento, queste sono derivate da studiosi di vari sociologi che dagli anni 60 in poi hanno studiato il fenomeno veneto. Dedizione aggressiva al successo economico, spirito di sacrificio acritico, quindi spirito di sacrificio acritico però, le famose 12 ore anche al sabato. Modello mentale della razionalità incrementale della ragione utilitaria, quindi tutto ciò che è razionale e utile va bene, l'altro no. Quindi è chiaro che bellezza non c'è spazio. Capovolgimento delle priorità esistenziali. Ecco, questo è interessante, trasfigurazione del benessere in benavere. Attenzione quando si parla di benessere, è benavere in realtà. Altro problema, assuefazione nei confronti del degrado. Paolo Rumiz nel 97 diceva: lavorano tutti come animali, capi operai,
Non c'è padroncino che non sia stato operaio, non c'è operaio che non voglia diventare padroncino. Tutti hanno le mani grosse da contadini, il ricordo fresco della miseria. Così vivono da poveri, nonostante i miliardi in banca, non hanno avuto neanche il tempo di accorgersi di essere diventati ricchi. Allora, tiro via un po'. Allora, preoccuparsi per l'ambiente è un dovere, quindi stimolo per la speranza assolutamente, opportunità per gli spunti umanistici, li abbiamo detti. Ecco, noi dobbiamo innovazione come? Principio di responsabilità collettiva, soprattutto di chi ci governa, un sogno questo però chi ci governa è anche espressione di chi li ha votati, quindi modernità riflessiva, altro termine ben utilizzato nella sociologia occidentale, quindi noi che abbiamo la modernità, che abbiamo, in pratica l'Europa non dovrebbe più produrre il settore primario e secondario, ormai l'economia, lasciamolo fare, chi lo sa far meglio sono i paesi emergenti, anche dei ragionamenti economici bisogna fare. Poi senso di condivisione e coappartenenza con il creato, questo è un po' più difficile, perché ci sono portatori di moralità implicita, che sono gli animali, le piante, i fiumi. Dovremmo un po' recuperare l'animismo. Idea del paesaggio come bene comune, anche questa è una posizione ragguardevole, cittadinanza terrestre, tutti noi dovremmo essere cittadini terrestri, consapevoli, che se abbattono una foresta nel Borneo, non puoi dire "ah oh che me frega", fai parte anche tu. Questo è per dire che il NIMBY è un'accusa ingiusta quando ci viene detto che siamo dei nimbisti. NIMBY vuol dire non nella mia, not in my backyard, non nel mio giardino, quindi persone egoiste che vogliono difendere il proprio paesaggio. Non è così. A me dà fastidio se cementificano la provincia di Cremona, che ne so. Coscienza ecologica è quella più difficile, noi siamo parte di un ecosistema, cioè noi siamo parte di un sistema naturale, quindi anche noi subiamo il tutto. Reazione al pensiero unico, questo sì, questo è veramente necessario. Insomma, mi scuso per la lunghezza, grazie. Valerani non è mai lungo quando parla e poi tra l'altro è rimasto perfettamente nei tempi e quindi non deve scusarsi. Volevo rassicurarlo di una cosa, per quanto riguarda le dighe sul Piave, il bacino che qualcuno ha reinventato dopo 20 anni che era stato proposto da un ingegnere di Vittorio Veneto. E tutti quanti hanno detto che hanno un problema questa diga sul Piave, questo bacino che salta fuori così da memorie di gente che non legge tutto, fondamentalmente. Che il motello è come un formaggio Emmental, è pieno di buchi. Quindi se si dovessero fare una diga là, tutta quanta l'acqua che dovrebbe stare nell'invaso arriva direttamente a Treviso. È così. Per fortuna gli studi sono stati fatti anche altri studi. Dalle parole di Valerani salta fuori una cosa, il paesaggio come bene comune. E non è un'invenzione così, non è un'invenzione di Eugenio Turri. Eugenio Turri ha considerato, ha preso nota, una evoluzione del concetto di paesaggio che è stata lungamente studiata dalla Corte Costituzionale, con una serie di sentenze importantissime, che dicono alla fine il paesaggio è bene comune ed è compito della Repubblica conservare questo bene comune, della Repubblica e dello Stato in primo luogo, senza fare i conti con i localismi che spesso si trovano nelle regioni.